Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portoviro, siamo a località Donada, il Borgo Mimose, per questa bellissima iniziativa, soprattutto questa apertura, questa inaugurazione di questo centro destinato ai bambini ma non solo, in una collaborazione con amministrazione comunale, Proloco e quant'altro, tanti volontari, e hanno reso questo posto, che fino a pochissimo tempo fa era abbandonato, in un posto, in una vera oasi per bambini. Complimenti, adesso seguiamo naturalmente questa cerimonia interessante, importante, di questa città che decisamente è sempre più attiva e sempre sul pezzo, come si dice. Allora, oggi siamo qua sicuramente per una cosa molto importante, che è restituire, l'avete capito dalla nostra Presidente Antonella, la Presidente della Proloco, per restituirvi un parco. Restituirvi perché era un parco che era chiuso da tanti anni, è stato un parco molto frequentato negli anni passati e adesso viene restituito alla città e viene restituito a voi, perché principalmente si può venire a leggere, ma si può tanto venire a giocare qua. Questa è la prima cosa, è il motivo per cui ci troviamo qua oggi, e ci troviamo qua per restituire il parco e per affidarlo alla Proloco in questo caso, perché sarà il controllore del parco per un po' di tempo. Però io volevo sottolineare, proprio richiamare la vostra attenzione. Antonella, la Presidente, che ha parlato di rispetto, ok? Quindi rispettare i vostri compagni di classe, ma rispettare anche l'ambiente in cui viviamo, e questo è un ambiente di tutti, e sapete che le cose di tutti vanno rispettate molto di più delle cose che sono solamente nostre. Bisogna che le persone conoscano questo luogo e frequentino questo luogo, perché se un luogo è frequentato significa che c'è vita, che c'è partecipazione, e significa che continua ad essere mantenuto bene, perché l'abbandono è dimenticare. Io dimentico una cosa, l'abbandono. Io frequento un luogo, il luogo è vivo, il luogo è partecipato ed è pulito e tenuto bene. Mi viene in mente una cosa, dicevo, ma se metà di questi bambini fossero russi e metà fossero ucraini, ci sarebbe differenza? Avete fatto bene, bravi, ma potete dire no anche a voce alta? Bravi, perché siete migliori di noi grandi. Siete migliori dei grandi. Ed è un concetto che va e parte da questa età qua, perché deve insegnare ai grandi spesso. E proprio prima ci pensavo. Buona giornata e buona continuazione di questo parco e di tutti voi. Ciao. Allora, naturalmente bellissima festa, però naturalmente chi ha lavorato effettivamente, chi ci ha dato però è giusto celebrarli. Manuele e Eugenio, complimenti ragazzi, avete fatto una cosa in pochissimo tempo. Io ero venuto pochissimo tempo fa, qua c'era uno sterpaglio, c'era erba alta, e avete fatto un capolavoro. Che dire, io vi faccio solo i complimenti. Quando il nostro Presidente ci ha detto abbiamo un'intenzione, il comune vuol darcela, e abbiamo detto subito sì noi, perché è una roba che sfruttare questi spazi ci sono, ci siamo dati imboccati le maniche, ma le maniche abbastanza bene, basta solo vedere. Prima i relatori hanno detto ringraziamo i volontari, e giustamente noi vi stiamo intervistando, e ringraziamo come cittadini del Polesine, del Delta, tutti voi volontari. Prendiamo a voi per esempio, per tutti quelli che si danno da fare nei paesi, che sono tanti, molto spesso sono dietro le quinte. Grandissimi, grazie. Grazie a voi.